al servizio delle comunità si realizza nei territori laddove le comunità. Professor Roberti, parola chiave gioco di squadra oggi. Sì, e il gioco di squadra, come vediamo, porta ottimi risultati. In questo caso un segnale importante da parte del comune di Pordenone, a cui la regione voleva essere presente in questo momento così importante, perché appunto si suggella il fatto che quando c'è questo lavoro di squadra, quindi quando ogni pedina posta sul campo riesce a fare la sua parte per dare un contributo alla sicurezza di una città, di un territorio, poi si arrivano a risultati importanti. Questo non è soltanto la consegna di 3 alloggi, ma è la certificazione del fatto che in questo rione ci saranno più poliziotti, potranno alloggiare meglio, potranno sentirsi meglio, potranno integrarsi meglio nella comunità, e di questo ovviamente ne traggono beneficio tutti. Quindi questo per noi è assolutamente importante, come importante appunto è il fatto che tutte le amministrazioni si sentono coinvolte in questo processo, che alla fine è sicurezza, ma vuol dire benessere del cittadino.